Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Vittoria, resta ancora un mistero il sequestro del 17enne tenuto in ostaggio per 24 ore, poi liberato. Emergono intanto particolari del racconto del giovane agli investigatori. Ero prigioniero in un casolare poco distante dal paese. Caltanissetta, precipita l'ascensore dell'ospedale Sant'Elia, un'ausiliaria si frattura le gambe, è stata operata d'urgenza. Palermo, blitz anticorruzione all'ASPA, il commercialista di un'associazione che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria arrestati in flagranza mentre si scambiavano denaro in ufficio. Catania, torta di compleanno con la faccia di Trantino infilzata da una sciabola, il video sui social poi rimosso, individuati i responsabili, il sindaco dice stupida bravata. Calcio, il Palermo pareggia 1-1 a Bari, il tecnico Inzaghi comunque soddisfatto, era una partita difficile. Serie C è il giorno di Cerignola a Catania, i rossazzurri ci arrivano dopo il pari nel derby di Trapani. Toscano può riproporre dal primo minuto Donnarumma, impegni delicati anche per Siracusa e Trapani. Ancora ben trovati, ero prigioniero in un casolare poco distante dal paese. Emergono così i particolari del racconto agli inquirenti del 17enne rapito a Vittoria e già rilasciato. Il sequestro lampo resta comunque un giallo. Tonino De Mana. Dalla simulazione del rapimento al messaggio intimidatorio alla famiglia della vittima, all'azione legata al mondo della droga. Si indaga a tutto campo sul sequestro lampo del 17enne, rapito in strada giovedì scorso a Vittoria e liberato nelle campagne della città ragusana. Il quadro non è ancora chiaro, ma alcuni tasselli cominciano ad andare al loro posto. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua, continuano con lo stesso impegno. Agli investigatori che lo hanno interrogato a lungo, ai genitori e al legale di famiglia, il giovane ha raccontato che i 4 banditi che l'hanno rapito mentre era per strada con un gruppo di amici avevano un accento siciliano e che sarebbero rimasti incappucciati per tutta la durata del sequestro. Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare, ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto tanto. La paura e la tensione era tanta, è stato un incubo per lui e per tutti noi. Per fortuna è andata bene, ha raccontato il padre del 17enne, che ha riferito di essere stato rinchiuso in un casolare di campagna e che gli uomini che lo tenevano in ostaggio erano sempre incappucciati. Un sequestro anomalo, senza richieste di riscatto, con dinamiche poco chiare. Un'indagine che è soltanto agli inizi, ma che parte con molte domande e al momento poche certezze. La fuga è stato arrestato, dopo la fuga il 66enne di Licata Mario Abbate, accusato in Germania di un triplice tentato omicidio avvenuto a Betzdorf nella Renania. Armato di coltello, l'uomo ha aggredito nell'appartamento dell'ex moglie la donna di 61 anni, il figlio di 41, entrambi rimasti gravemente feriti. Nella colluttazione è stata colpita anche la nipote 14enne che ha riportato lesioni lievi. L'uomo era fuggito facendo perdere le proprie tracce, ma la sua latitanza è durata poche ore. La polizia tedesca lo ha infatti rintracciato e arrestato. Restano da chiarire le motivazioni alla base dell'aggressione. Un pomeriggio da incubo ieri all'ospedale Sant'Elia per una dipendente dell'ASP che è precipitata con l'ascensore dal 3° piano. A liberare l'operatrice sanitaria sono stati vigili del fuoco, il servizio di Rita Cinardi. Tragedia sfiorata all'ospedale Sant'Elia, dove una dipendente è rimasta vittima di un grave incidente. L'ascensore sul quale si stava spostando da un piano all'altro è improvvisamente precipitato dal 3° piano al sotterraneo, probabilmente a causa dell'allentamento di un cavo. All'improvviso gli operatori sanitari del blocco operatorio hanno sentito un boato e grida di disperazione provenire dal vano ascensore. All'interno un'ausiliaria è rimasta gravemente ferita agli arti inferiori. La donna per l'impatto ha riportato la frattura delle gambe e altri traumi al bacino. A liberarla sono stati vigili del fuoco. Una volta fuori è stata portata in pronto soccorso per poi essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Sono intervenuti i poliziotti della scientifica e personale dell'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Per quello che mi hanno detto i nostri uffici, gli ascensori avevano avuto da poco la manutenzione, per cui in fase di accertamento io
ho subito ordinato la verifica straordinaria di tutti gli ascensori del Santeria e al rientro, ove ci fossero responsabilità della ditta di manutenzione che noi abbiamo, provvederemo immediatamente alla risoluzione del contratto. Un commercialista che presta cure domiciliari ai malati di un'associazione, che presta cure domiciliari ai malati di tumore, un dirigente dell'azienda sanitaria di Palermo sono stati arrestati dalla squadra mobile mentre si scambiavano negli uffici dell'ASP 6 del denaro. Sentiamo Manlio Viola. Corruzione in pratica sanitaria. Con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato il direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e Territoriali dell'ASP 6 di Palermo, Francesco Cerrito, e il commercialista Mario Lupo, rappresentante della SAMOT, associazione che gestisce le cure domiciliari per i malati terminali di tumore. L'arresto in flagranza è stato effettuato negli uffici dell'ASP di Palermo nel pomeriggio di venerdì ad opera di agenti della squadra mobile che tenevano sotto osservazione uno dei due indagati. L'operazione è scattata quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di quella che hanno ritenuto fosse una mazzetta. Sull'inchiesta verte il massimo riservo. A condurre l'indagine sarebbe la squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimo Brandini. Nell'inchiesta sembra siano coinvolte anche altre persone, forse 6. I dettagli non vengono resi noti anche per effetto delle nuove disposizioni di legge in base alle quali prima della formalizzazione delle contestazioni d'accusa gli indagati devono essere ascoltati dal pubblico ministero. I due fermati in flagranza di reato sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli, dove resteranno in attesa dell'interrogatorio da parte del PM e della successiva formulazione del capo d'accusa. Solo allora si potrà conoscere qualcosa in più dell'inchiesta, in attesa del successivo interrogatorio di garanzia da parte stavolta del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare gli arresti. In base alle poche notizie filtrate, Lupo stava consegnando una somma di denaro a Cerrito nel suo ufficio dell'ASP al momento del fermo. A Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato una donna di 61 anni che aveva finto di essere stata aggredita dal marito. In realtà a ferirlo con un coltello era stata lei, Rita Cinardi. Aveva fatto accorrere i carabinieri fingendosi agitata e vittima di un'aggressione da parte del marito, ma alla fine ad aggredire era stata lei, con tanto di coltello, l'uomo che nel frattempo si era fatto medicare in ospedale. Protagonista della vicenda, una donna nissena di 61 anni arrestata per il reato di maltrattamenti e condotta in carcere. A quanto pare non era nemmeno la prima volta che umiliava e aggrediva il marito. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione della donna, hanno notato delle tracce di sangue tra l'ingresso e la cucina, ma la 61enne non aveva alcuna ferita sul corpo. Il sangue infatti era quello dell'uomo, colpito con un coltello da cucina da 32 cm, arma che la donna si era premurata di nascondere sotto il letto. Nel frattempo i carabinieri hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che confermavano un quadro che si delineava sempre più chiaro. Dapprima la donna avrebbe insultato il marito anche in presenza del figlio, a sua volta destinatario di offese e percosse, per poi finire per prendere il coltello e avventarsi su di lui. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vittima di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate, qualche mese prima aveva subito lo stesso tipo di aggressione. A Catania, torta di compleanno con la faccia di Trantino, quindi del sindaco, infilzato da una sciabola. Il video, circolato sui social, è stato rimosso, individuati i responsabili. Tonino De Mana ha sentito il sindaco. Il servizio. Sindaco, una sciabola sul suo volto, per fortuna sulla torta, però è comunque un gesto inquietante. Beh, io la vorrei derubricare come una stupida bravata, potrebbe essere anche uno spot sugli effetti dissociativi della cocaina, perché si capisce che queste persone non erano in sé, quindi che poi loro pensano di fare una cosa carina, una cosa simpatica, prendendo a colpi di coltello una torta in cui c'è il volto del sindaco, la considero veramente sconsiderato, ma in ogni caso non è che mi preoccupi. So chi sono questi soggetti che in passato hanno provato a far parlare di sé pubblicando video in cui sniffavano cocaina durante il Covid come antidoto al virus, quindi è gente già squalificata, gente radiata dall'albo perché ahimè era mio collega quello col coltello in mano, però quello che mi fa piacere è registrare l'amicizia, la vicinanza, la solidarietà di tutta la parte sana della città, e questo è quello che conta. Purtroppo questa è l'altra faccia dei social, quella negativa.
Sì, però guardiamola anche in altro senso, si sfogano in questo modo, tant'è che poi non ci sono degli elementi di preoccupazione rispetto alla vita normale, alla vita reale, perché oramai si sta creando questa dicotomia fra vita reale e vita sui social, quindi se serve a cercare un poco di popolarità attraverso qualche like in più, che lo facciano pure. C'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, ieri è stata la giornata mondiale del turismo, ma lo vediamo in questo servizio in chiave assolutamente diversa e ben poco edificante, un turismo che non si vorrebbe mai raccontare, quello dei viaggi sessuali con vittime minori e bambini. Orazio Longo. Partiamo dal nome delle cose, turismo sessuale, due termini che sembrano essere proprio in contrapposizione. Se poi a questi due termini aggiungiamo anche infantile, minorile, allora diventa chiaro che di orrore stiamo parlando, non di turismo. Un orrore che però corre sotto traccia, nel silenzio di tanti. I dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo registrano un flusso di 3 milioni di persone all'anno che viaggiano diretti verso i figli della guerra e della miseria, abusando dell'umano, sfruttando la povertà economica e sociale. Gli italiani sono tra i primi al mondo a partire con la finalità dell'abuso sessuale minorile, come spiega Mete Associazione. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo è pedofilia tollerata. Iniziamo con le organizzazioni che presiede un impegno fittissimo a livello nazionale e internazionale chiedendo collaborazione non semplice, perché quando ci troviamo di fronte a dei business molto ma molto forti le collaborazioni vengono meno. Il business dei viaggi sessuali minorili è il terzo nel mondo dopo quello delle armi e della droga. L'abuso inizia da bambini con età sin dai 5 anni. Esistono agenzie di viaggio specializzate in questo tipo di organizzazione e tra i clienti sono in crescita pure le donne. Il dato parla di 2 su 10. Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. La definizione turismo sessuale noi la contestiamo. Il turismo è un fatto bello, non lo si può associare agli abusi sessuali. Tra natura e memoria, tra Ribera e Caltabellotta nasce un luogo di riconciliazione e rinascita, il Giardino della Pace d'Europa, inserito nel dossier di Agrigento, capitale della cultura. Davide Sardo. È un sogno che diventa realtà, un simbolo di bellezza e rinascita. Tra Ribera e Caltabellotta, nell'Agrigentino, al belvedere del castello di Poggiodiana, è nato il Giardino della Pace. Un luogo suggestivo, sospeso tra storia e natura, che si affaccia sulla vallata del Verdura e invita alla riflessione e al dialogo. Un progetto europeo inserito nel dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025, frutto della collaborazione tra giovani architetti e studenti siciliani e un gruppo di garden designer francesi di fama internazionale. In questo modo i ragazzi hanno avuto occasione di sperimentare sul campo il valore di un sito, la sua bellezza, il suo spazio, le possibilità di uso ed anche imparare a realizzare concretamente quello che solitamente progettiamo in aula. 3 piattaforme in legno di abete si affacciano sulla vallata, un invito a fermarsi, pensare, respirare. Parliamo della pace, parliamo di un luogo di riflessione, di rigenerazione per certi aspetti e quindi in questo momento che siamo tutti alla disperata ricerca di una pace che speriamo sopraggiunga quanto prima per tutti i teatri di guerra che abbiamo attivi. Oggi quel linguaggio parla anche siciliano, tra i colori, i profumi. E la luce di Ribera prende forma un messaggio di fratellanza e speranza destinato a durare nel tempo e a far innamorare i visitatori di ogni parte del mondo. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, un pareggio, quello del Manuzzi, che soddisfa il tecnico del Palermo. Ieri è finita 1-1 e Pippo Inzaghi dice era una partita difficile. Il servizio di Marco Gullà.
A Blesa del Cesena ha risposto Bani, un pareggio, quello del Manuzzi, che poteva anche trasformarsi in vittoria sia per i romagnoli che per il Palermo. Un pareggio che ha comunque plastificato l'equilibrio che ha contraddistinto gran parte del match. Le occasioni non sono mancate, la formazione di Inzaghi prima di subire lo svantaggio aveva sfiorato in 2 occasioni lo 0-1, prima con Bani e poi con l'Eduaron. Il gol di Blesa non ha comunque scoraggiato la formazione siciliana, che nella ripresa, dopo la traversa di Poyampalo, ha trovato il pari con Bani. Abbiamo approcciato molto bene, nella prima mezz'ora pensavo di far gol, avevamo in mano la partita e proprio nel momento in cui pensavo potessimo passare in vantaggio, questo gol evitabile poteva anche ammazzarci. Infatti abbiamo un attimino fatto fatica a reagire, però poi al di là del contropiede all'inizio del secondo tempo, perché avevamo tanta voglia di pareggiarla, poi la squadra con la traversa prima del gol. Il Palermo ancora una volta ha sfoderato il suo grande carattere e contro una squadra ben organizzata è riuscito a pareggiare, non rischiando poi più nulla. E oggi è il giorno di Cerignola Catania. I rossazzurri ci arrivano dopo il pari nel derby di Trapani. Toscano potrà riproporre dal primo minuto Donnarumma, ma sentiamo altri particolari nel servizio di Francesco Triolo. Ripartire dalla prestazione di Trapani, da quel Catania brillante, tambureggiante, che non concede respiro, che si è visto al provinciale per larga parte del derby di mercoledì. Il Catania oggi pomeriggio affronta allo stadio Monterisi il Cerignola, formazione che nell'ultimo turno ha vinto in casa della capolista salernitana. Toscano, ancora squalificato e rimpiazzato in panchina dal vice Napoli, potrebbe cambiare qualcosa nell'11 di partenza, considerato anche che i rossazzurri sono al terzo impegno in 8 giorni. Da valutare sino all'ultimo le condizioni di Dausili e Caturano. L'esito degli esami strumentali è stato negativo e quindi il tecnico deciderà se impiegarli o meno solo nell'imminenza della gara. L'avversario di quelli insidiosi lo scorso anno ha fatto benissimo, quest'anno è stato puntellato con elementi come Emmaus e Cretella, e poi si gioca su un campo in sintetico e non è mai facile. Ma sarà una partita dove ci sarà da battagliare e siamo pronti per battagliare. Come ogni partita dobbiamo andare a Cerignola con l'obiettivo di vincere e con l'atteggiamento giusto e con lo spirito giusto. Tatticamente è una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso dal punto di vista tattico, ha cambiato degli uomini, mettendo gente con caratteristiche diverse, ma sempre una squadra con un DNA ben preciso. Ma la cosa più importante è come affrontiamo noi la partita. Sul fronte formazione rossazzurra, in mezzo Quaini potrebbe dare fiato a uno tra Corbari e Di Tacchio. Sulla corsia sinistra possibile il ritorno al primo minuto di Donnarumma. Lunetta dovrebbe essere confermato tra i titolari con Cicerelli, ma non è escluso che possa fare coppia sulla tre quarti con Stoppa. Calcio inizia alle 17:30, ma dalle 17 scatta diretta stadio su Telecolor per vivere la partita in nostra compagnia, con l'analisi pre e post partita e le interviste in esclusiva. Trasferta difficile per il Trapani in Campania contro il Benevento, per il Siracusa impegno al De Simone invece contro il Cosenza. Sergio Colosi. Esami complicati per Trapani e Siracusa. Per i Granata c'è la vice capolista, per gli azzurri il Cosenza. A Benevento la squadra di Aronica mette a dura prova la sua imbattibilità contro una delle grandi del girone. Il valore del Benevento è sotto gli occhi di tutti, però andremo a Benevento non remissivi, cercando anche noi di fare la partita, cercando di andare lì per giocarcela a viso aperto, perché è importante dare continuità e andiamo a cercare un risultato positivo. Trapani senza Gironne e Nicoli, problemi fisici anche per Vasquez, Negro e Salines. Per il Siracusa dopo 5 KO di fila può essere la settimana della svolta. Mercoledì 3 punti con il Potenza, oggi al De Simone c'è il Cosenza in serie utile da 4 giornate. Cosenza è una squadra molto forte, è forse l'unica squadra di questo girone che ha confermato tantissimi calciatori di Serie B, quindi si tratta di una corazzata come altre 4-5 che però annovera dentro la loro rosa calciatori di categoria superiore e non calciatori top della categoria. Indisponibili Alma e Molina, la novità dell'ultima ora è la convocazione di Frisenna, Sciapola in difesa con Pacciardi, in attacco recuperato Contini. Non ci sono altri aggiornamenti, questo era l'ultimo servizio di questa edizione di Sicilia 24, vi lascio alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti e vi auguro una buona domenica.